Beh, c'è una novità assolutamente importante che è collegata al fatto che si è arrivati al definitivo varo della legge di attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, che stabilisce che le regioni che ne facciano richiesta possano ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia negli ambiti materiali, quindi nelle materie che sono previste nella Costituzione stessa, perché l'articolo 116 terzo comma rinvia a sua volta all'articolo 117. E quindi ci sono 23, ormai penso che questo numero sia un po' conosciuto da tutti, ci sono 23 materie all'interno delle quali le regioni che ne abbiano intenzione possano chiedere funzioni, competenze ulteriori rispetto a quelle che già loro sono riconosciute, e sono funzioni e competenze che attualmente sono gestite dallo Stato centrale. Quindi la vera novità è il varo di una legge attuativa di una norma costituzionale, che è quello che ho appena detto, e quindi è la legge che contiene le regole. È una legge cornice, una legge quadro che stabilisce il procedimento per arrivare al concreto riconoscimento di ulteriori funzioni e competenze alle regioni. Ecco, parliamo anche di tempi, quando i cittadini potranno vedere realmente gli effetti di questa autonomia differenziata. Allora, i tempi sono scanditi dalla legge distinguendo tra due diverse tipologie di materie. Ci sono delle materie che sono le cosiddette materie che hanno a che fare con i diritti civili e sociali di tutti noi, e sono le cosiddette materie LEP, o per LEP si intende livelli essenziali delle prestazioni. Quelle materie, cioè, in cui occorre determinare quei valori soglia al di sotto dei quali non si può scendere, in modo tale che le prestazioni rese dallo Stato, ma poi sarà anche la Regione, non vadano sotto il livello essenziale delle prestazioni, che deve essere riconosciuto in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Per queste materie i tempi saranno lunghi, perché la legge Calderoli prevede che occorra prima determinare i livelli essenziali delle prestazioni, successivamente finanziarli se c'è il bisogno di finanziarli, perché non è detto che ci sia, e poi anche determinare i costi e i fabbisogni standard collegati ai livelli essenziali delle prestazioni. Quindi per queste materie non ci sarà nessun trasferimento di funzioni fino a che non si fissano, non si determinano i LEP. Ci sono esempi di materie LEP, sono l'istruzione, la sanità, l'ambiente e così via. Abbiamo invece altre materie, sono in tutto 9, per cui si può già lavorare adesso, e quindi possono già trasferirsi funzioni e competenze per queste materie, non so, dalla protezione civile alle professioni, materie di questo tipo, se volete poi ve le posso anche elencare. Qui la legge prevede che una volta entrata in vigore la legge Calderoli, è entrata in vigore pochi giorni fa, è possibile per le regioni richiedere già il trasferimento di funzioni e competenze, quindi si tratta di due tipologie diverse di materie. Il cittadino si accorgerà, una volta entrata in vigore l'autonomia, di qualche differenza, e se sì, quali principalmente? Però guardate, è importante qui chiarire un aspetto che non risulta sempre chiaro nel peraltro confuso dibattito a cui stiamo assistendo in questo periodo. Allora, quando noi parliamo di autonomia differenziata, non stiamo parlando del trasferimento di intere materie, cioè tra le materie c'è l'istruzione, cioè non è possibile che
l'istruzione diventi di esclusiva pertinenza regionale. Perché? Perché ci sono tutta una serie di regole che devono essere per forza di cose regole condivise e comuni per tutte le scuole e tutte le scuole di tutta Italia, no? Ecco. Per queste materie, quindi, si possono trasferire solamente delle funzioni, ma direi in generale, con riferimento all'autonomia differenziata, si possono trasferire solo delle funzioni, delle competenze. Sono le funzioni e le competenze specifiche laddove una regione ritenga di poter far meglio dello Stato, ritenga di poter essere più efficiente. Faccio un esempio. Il presidente della regione toscana, Giani, che adesso, peraltro, come sapete, si dichiara contrario a questa legge, ha detto in un'intervista di poco tempo fa, di qualche giorno fa, ha detto che, non so, c'è stata la regione toscana in cui si è gestito male il momento degli anniversari collegati a Napoleone. Quindi c'è un museo all'isola d'Elba, gestito dallo Stato, che è aperto 2 giorni a settimana e quindi la regione ha avuto tutta una serie di lamentele perché c'erano molti visitatori che non hanno potuto vedere quel museo. Gianni dice: ma perché questa funzione, che potrebbe essere quella delle sovrintendenze, per una regione come la Toscana, che ha il 20% del patrimonio artistico nazionale, non potrebbe essere svolta dalla regione, che evidentemente potrebbe avere un monitoraggio più attento del patrimonio artistico e quindi potrebbe spingere di più sulla valorizzazione di determinati beni rispetto a quello che può fare lo Stato? Ecco, questo è un esempio di cos'è l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata è chiedere allo Stato quelle funzioni in cui si pensa di poter far meglio, in cui si pensa di poter essere più efficienti, in cui si pensa di poter risparmiare rispetto alla spesa che lo Stato sta sostenendo. E quindi il vero obiettivo dell'autonomia differenziata è dare servizi migliori ai cittadini, non è altro. Ovviamente tutto questo comporta un confronto con lo Stato, perché all'autonomia differenziata si arriva non con la legge Calderoli, ma si arriva con le successive intese, che sono il frutto di un confronto interistituzionale tra Stato e Regione, e quindi in quel confronto evidentemente lo Stato potrà dire: ma guarda che questa determinata funzione sono in grado di gestirla meglio io. C'è un principio che si chiama principio di sussidiarietà, per cui determinate funzioni sono svolte certamente meglio a livello statale e magari anche a livello unionale, perché c'è anche il livello Europa. Quindi il confronto deve essere un confronto leale, se vogliamo dare un senso a tutto questo, deve essere un confronto ispirato alla collaborazione per fare meglio quello che già oggi si fa. Meglio vuol dire a minor costo, se è possibile, o al costo uguale, garantendo maggiori servizi e quindi una maggiore qualità del servizio. Oggi il dibattito, soprattutto quello politico, si sta spostando su una divisione tra nord e sud che potrebbe causare l'autonomia. Lei, da esperto, cosa pensa in merito? Allora, guardi, la questione della divisione nord-sud e in fondo della irrisolta questione meridionale è un problema che in qualche modo fa da sfondo, cioè non possiamo ignorarlo. E quindi qual è stato il timore delle regioni del sud? Il timore delle regioni del sud è che ovviamente le funzioni e competenze che si trasferiscono devono essere finanziate e dovendo essere finanziate il finanziamento non può derivare da ulteriori tributi che paghino solamente i residenti dei territori che si differenzino. Perché? Perché altrimenti quei
residenti pagherebbero 2 volte. Stanno già pagando oggi l'imposta statale per avere quei servizi. Se il provider del servizio diventa la regione al posto dello Stato, non è che possiamo chiedere un'imposta in più, perché quei servizi sono già pagati. Allora, qual è l'unico strumento possibile? Ma perché lo prevede l'articolo 119 della Costituzione? È la cosiddetta, so che è un termine non semplice, compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio. Detta in termini molto semplici, abbiamo una spesa da coprire, mi viene riconosciuto un pezzo del gettito di un tributo statale. Qual è allora il timore? Che se quel pezzo di gettito di un tributo statale, non so, facciamo esempio, è il 5%, se l'anno dopo il gettito aumenta, perché aumenta il PIL, quindi aumenta la ricchezza prodotta da quella regione, evidentemente ci saranno più risorse in quella regione, indipendentemente dal costo del servizio da finanziare. E se capita questo, l'assunto è ci saranno meno risorse per gli altri territori. Il grosso problema è quello del trattenimento di risorse ulteriori rispetto alla spesa nelle regioni più ricche del paese, con la conseguenza che allora le altre avranno meno risorse da spendere. Il fatto è che questo timore, che è un timore anche legittimo, è completamente messo fuori gioco dalla tanto criticata legge Calderoli, perché nell'articolo 8 si stabilisce che la commissione paritetica, che è quella che dovrà gestire l'intesa, d'accordo? Paritetica perché ci sono rappresentanti dello Stato centrale, rappresentanti della regione in pari numero, un rappresentante dell'ANCI, comuni, un rappresentante dell'UPI, province. Dovrà monitorare. E cosa vuol dire monitorare? Dovrà vedere quanto costa il servizio e dovrà vedere quanto gettito si riesce ad ottenere, con la conseguenza che se c'è troppo gettito e c'è un surplus, quel surplus dovrà essere restituito allo Stato. Quindi le regioni che si differenziano a voler leggere le norme, non a parlare indipendentemente dalla legge Calderoli, non andranno a trattenersi nulla per effetto del meccanismo di svolgimento delle compartecipazioni. Faccio presente che questo per me è anche un problema. Io non lo sto dicendo in modo positivo, perché sono dell'idea che quantomeno per la parte che la regione riesce a risparmiare per effetto della sua efficienza, quindi se prima il servizio costava 100, la regione riesce, dando lo stesso servizio o magari migliorandolo anche, a farlo pagare 90, a farlo costare 90 ai cittadini con un risparmio di 10, a me sembra una gigantesca ingiustizia che la regione non si trattenga quel 10, e oltretutto ha un effetto assolutamente clamoroso dal punto di vista degli incentivi, perché è chiaro che chi si prende un servizio si prende anche la responsabilità di darlo al meglio, di gestire al meglio quella funzione, e quindi deve avere anche l'incentivo che la sua efficienza sia premiata. Questo nella legge Calderoli non c'è e secondo me è un grande difetto. Semplificando di molto, possiamo dire che l'autonomia differenziata darà degli strumenti come quasi degli abiti su misura per quel territorio, vista la differenza di territori che ci sono in Italia? Allora, lei ha centrato completamente il senso dell'iniziativa e del progetto anche politico che sta dietro l'autonomia differenziata. Al di là dei suoi limiti, perché la legge Calderoli ha dei limiti, ne ho parlato anche prima, ma la legge Calderoli ha una sorta di seme d'oro, ha un qualcosa di molto importante, e cioè con questa legge viene meno il totem, mi verrebbe da dire, dell'uniformità a tutti i costi. E questo è molto importante perché i territori, tanto più nel nostro paese, i territori sono tra loro diversissimi. E quindi le politiche pubbliche devono essere calibrate
in ragione delle esigenze dei diversi territori. Pensare di gestire allo stesso modo, con gli stessi poteri, la Lombardia, che è uno Stato, da un certo punto di vista, ci sono molti stati in Europa che hanno meno abitanti della Lombardia, facciamo 10 milioni di abitanti, e il Molise, faccio ovviamente l'esempio della regione più piccola, è secondo me un gravissimo errore, e la situazione peraltro in cui viviamo, che è una situazione di potente accentramento in cui non si riesce a puntare sull'autogoverno e sull'autonomia, non ci sta dando grandi risultati, anzi mi pare che il paese sia sempre più diviso, il divario aumenta soprattutto tra nord e sud, aumenta sempre di più, e questo principalmente a scapito dei nostri concittadini meridionali.